Buongiorno, di nuovo in diretta con Focus TG. Non possiamo non iniziare dalla tragedia di Tania Terrin, la 39enne che è stata uccisa dal suo ex fidanzato, una donna sola, indifesa, nonostante le molte denunce già presentate, nonostante quest'uomo avesse prima di lei maltrattato e usato violenza anche nei confronti di altre donne. Andiamo in diretta a Campo Nogara da Ilaria Marchiori con Alberto Pivetta. A te Ilaria, a te. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui in compagnia del sindaco di Campo Nogara Antonio Fusato perché il comune, l'amministrazione proprio per giovedì sera alle 20:30 ha organizzato un momento dedicato a Tania Terrin, un momento che si chiama Facciamo Rumore. Perché sindaco? Per farci sentire, perché questo è diventato oramai un problema che diciamo diffuso, non sono più casi sporadici, ma succedono praticamente tutti i giorni. Basta andare a consultare il centro antiviolenza di Mira, che è quello che si occupa di questi casi qua per tutta la Riviera del Brenta. Dall'inizio dell'anno ci sono già 28 casi di segnalazione e 8 allontanamenti curati proprio dal centro antiviolenza, quindi vuol dire che è un fenomeno con il quale stiamo convivendo praticamente quasi tutti i giorni. Quindi non basta rivolgersi alle forze dell'ordine, ma bisogna anche usare gli strumenti che sono a disposizione. Io dico di più, con l'assessore alle pari opportunità abbiamo anche finanziato proprio i mesi scorsi, e partirà dal prossimo anno scolastico, degli interventi anche sulle scuole, perché il problema dell'affettività siamo convinti nasca dai giovani, nasca dall'istruzione, quindi bisogna che la scuola intervenga sin dai primi anni per sensibilizzare i nostri ragazzi, perché non si giunga a questa giungla, questi fatti che poi non si possono che constatare, non si possono che piangere, ma in realtà bisognerebbe intervenire un po' prima. Quindi il mio richiamo è anche agli enti sovracomunali che, per quanto riguarda il centro antiviolenza, dedichino un po' più di attenzione, perché effettivamente bisogna che lo mettiamo in grado di svolgere effettivamente il loro impegno. Sindaco, secondo lei, se Tania Terrin si fosse rivolta anche a un centro antiviolenza, avesse chiesto aiuto anche ad una rete più ampia, sarebbe servito di più? Beh, sicuramente, anche perché avrebbe ricevuto consigli che le avrebbero permesso di non continuare a compatire praticamente il suo ex partner per i problemi che aveva e poi a essere praticamente finire come è finita. Quantomeno sarebbe stata avvisata, avrebbe avuto diciamo così, dei consigli fattivi su quello che poteva essere l'evolversi poi di queste situazioni, che poi sono abbastanza comuni in tutti i casi, insomma. Ecco, allora ricordiamo che l'appuntamento è qui in piazza Mazzini. In piazza qua, su quel palco, domani sera alle 20:30 abbiamo fatto questa iniziativa che è stata organizzata dall'assessore al pari opportunità Vania Trolese, e spero che, anzi sono sicuro, ci sarà tanta gente, tempo permettendo, perché vogliamo proprio sensibilizzare l'opinione pubblica su questo problema un po' di più di quello che viene fatto. Un invito che è rivolto anche agli uomini. No, soprattutto agli uomini, insomma, perché sono loro, nella maggior parte dei casi, che manifestano la loro superiorità, a volte solo per sfogare, diciamo così, i loro istinti, ma in realtà ci vuole più rispetto per la donna e ci vuole più rispetto con chi si convive. Ecco, ci sono delle domande dallo studio da parte del direttore. Sì. Buongiorno sindaco, purtroppo quando si organizzano queste si può parlare più forte. Manifestazioni, quando ci sono queste manifestazioni purtroppo è troppo tardi, noi saremo in diretta comunque a seguire quanto si svolgerà in ricordo di Tania, però ecco, volevo dirle, sentivo stamattina un'intervista a un procuratore della Repubblica di un'altra regione che diceva purtroppo in molti casi ci sono situazioni di omertà e di reticenza che non aiutano poi le vittime di femminicidio. Può essere anche questo, cioè alla fine non se ne parla abbastanza anche nelle comunità, nei paesi in cui tutti sanno che ci sono problemi di questa gravità?
Guarda, io non sono tanto convinto di questo, perché se ci sono gli strumenti a disposizione, sicuramente una donna che si sente in pericolo si rivolge a questi uffici, si rivolge liberamente. Tanto è vero che Tania, prima che succedesse il fatto, aveva fatto delle denunce, numerose denunce, che praticamente non hanno sortito a nulla, ma se si rivolgeva per esempio a un centro antiviolenza che c'è qua nella Riviera, che lo stiamo finanziando per la maggior parte noi comuni, forse avrebbe avuto degli input diversi. Forse sarebbe ancora viva, quindi non è vero che c'è l'omertà se la vogliamo riscontrare la riscontriamo molto probabilmente sui parenti di uno dei due che magari cerca di minimizzare gli interventi che sono stati fatti eccetera, ma quello che li subisce cerca aiuto da qualsiasi parte ed è naturale che succeda così, e quindi io credo, visto che il diffondersi di questi fenomeni, che il pubblico che si deve attrezzare per affrontare il problema molto seriamente. Quindi io rivolgo anche un invito agli enti sovracomunali di affiancarsi ai comuni su questo problema qua. Qua nel nostro comune abbiamo aiutato anche donne non italiane, donne che hanno subito violenza in Italia. Pensi che c'è una circolare che dice che si deve occupare il comune dove succede, ma non si concludono così queste cose qua. Per esempio abbiamo finanziato nei mesi scorsi addirittura un intervento sulle scuole per addestrare i ragazzi sin da giovani sull'affettività, sul valore dell'affettività, e questo è un fenomeno che va ampliato, che va esplorato in tutti i suoi versi, perché solo così si riesce poi a ottenere dei risultati. Con le denunce sono a volte fine a se stesse, poco da fare, purtroppo l'abbiamo visto, è così. Grazie Sindaco, grazie molte, e torneremo ovviamente, casomai Ilaria se hai bisogno di collegarti nuovamente faccelo sapere. Grazie a te Ilaria Marchiori e Alberto Pivetta per la parte tecnica. Vediamo dal Corriere del Veneto un altro elemento importante. Tania uccisa dall'ex Campo Nogara, il killer era senza braccialetto elettronico. Questo è un problema che si ripete, a volte i braccialetti elettronici non ci sono, altre volte quando sono applicati non funzionano. E poi vediamo altre dichiarazioni, l'amico di Dino, cioè il killer, era fragile, mi chiedo se avremmo potuto fare di più, non riesco però a piangerlo, dice l'amico del suicida, e l'amico di Tania era troppo buona, non sono riuscito a salvarla, lasciate stare i belli e i dannati. Adesso vediamo un servizio importante, sempre realizzato da Ilaria Marchiori, cioè l'intervista al datore di lavoro della vittima. Abbiamo provato a indirizzarla, non ci siamo riusciti. Scusa Tania. Sono le parole toccanti e piene di dolore pubblicate sulla pagina Facebook dell'auto-officina Ammira da Marco, il titolare della 39enne strangolata nella sua abitazione di Campo Nogara dall'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita impiccandosi nella notte tra sabato e domenica una volta rientrato nella sua casa a San Bruson di Dolo. Sapevamo, racconta ancora proprio dall'ufficio in cui Tania lavorava, le eravamo vicini, ma forse si poteva fare di più. Nel momento in cui è successo quello che è successo, sicuramente qualcosa è venuto a mancare. Non lo capirà mai nessuno cosa è venuto a mancare. Quindi per quello che dico, forse si poteva fare di più, però se le istituzioni sono queste, se le leggi sono queste, se chi ha fatto questo, vuol dire che c'è su un meccanismo qualcosa che non funziona. 2 almeno, racconta, le aggressioni che Tania aveva subito. Della prima aggressione che appunto una mattina per fare colazione gli aveva tirato mi sembra una sberla, adesso non mi ricordo, poi è venuta qua, l'avevo vista che era un po' scossa e gli ho chiesto se poteva andare in pronto soccorso a farsi vedere. E dopo da là gli hanno detto che aveva un problema con il timpano, e questo è a dicembre. Invece ad aprile io ero via in moto e mi scrive se conoscevo qualcuno a Dolo perché ero in pronto soccorso da X tempo, e gli ho chiesto cosa è successo.
avevano dato il referto con tentato soffocamento e quant'altro. E là, diciamo, vabbè, ho chiuso la conversazione e il giorno dopo ci siamo visti qua e ho detto adesso prendi, vai, fai. E a quel punto Tania si è decisa ad andare dai carabinieri e sporgere querela. A giugno arriverà l'ammonimento del questore nei confronti di Keber. Ma nonostante questo la 39enne non si sentiva al sicuro, motivo per cui aveva chiesto ai vicini di casa di non aprire la porta a Keber qualora si fosse presentato. Anche dopo l'episodio di dicembre, prima della querela, i timori erano forti, tanto che i genitori non la lasciavano mai sola. Io ogni tanto gli scrivevo: se sei da sola, no, adesso sono chiusa dentro casa, tutto chiuso, mia mamma è appena andata via e queste cose qua, insomma. Quindi i genitori cercavano di non lasciarla mai da sola? Penso proprio di sì, insomma, dai. Cioè, per quello che mi ha detto lei, sì. Prima di chiudere l'autofficina per le ferie, Marco si era sincerato che Tania non lo sentisse più e sembra che fosse così. Gli chiedevo se lui lo sentiva ancora, lei mi diceva di no. Quindi, quando gliel'ha chiesto se lo sentiva ancora ultimamente? Sì, diciamo che sarà roba di 20 giorni, un mese fa, gli ho chiesto se aveva più sentito qualcosa, mi ha detto no, l'ho bloccato da tutte le parti, ho chiesto addirittura che non aprissero la porta se lo vedevano. Lunedì l'autofficina di Via Ticino riaprirà i battenti, ma su quella sedia Tania non ci sarà, lasciando un vuoto incolmabile. Un altro elemento di questa terribile storia nel titolo del Gazzettino: Tania, uccisa l'ex fidanzata dell'assassino, dice se non avesse ritirato quella denuncia forse sarebbe ancora viva. Andiamo adesso vediamo il profilo dell'assassino di Tania in questo servizio di Anna Maria Parisi. Era una persona buona, per conto mio, molto gentile, con tanta gentilezza, cordiale. No, io non posso dire proprio niente di quel ragazzo. Io mi sono meravigliata perché ho detto fare una cosa così. Non penso un uomo, per me era molto bravo, una persona per bene. Adesso devo parlare con una signora e le sofferenze e basta. Mi dispiace tanto. Qua bisogna benedire, veramente. Viene descritto così dai vicini di casa Dino Keber, un uomo energico, a tratti un po' esuberante, ma tutto sommato una brava persona. Ma dietro quella facciata di normalità si nascondeva un baratro fatto di dipendenze, problemi di salute, soffriva di una grave forma di diabete e un'ossessione tossica. Per questo da anni era seguito dal centro di salute mentale della ULSS di Dolo, dove si era recato spontaneamente e da dove non era mai stato prescritto un TSO. Il suo disagio però non era invisibile. Ad accorgersi che qualcosa non andava anche l'avvocato Matteo D'Angelo. Lo conosceva da oltre 30 anni. Come legale racconta di come a suo avviso l'abisso di Keber avesse avuto inizio con la separazione dalla figlia per la fine della relazione con la compagna madre della bambina. Sicuramente quello che è successo con sua figlia l'ha segnato, ma non posso escludere che anche quello sia stato una concausa di altre cause poi provenienti da molto più distante, da quando era molto più piccolina. So che ha avuto delle relazioni difficoltose, questo per sua stessa ammissione, ma i termini delle difficoltà non li conoscevo. Ha sempre avuto delle enormi fragilità segnate dalla perdita di un fratello, dove lui eravamo piccolini tutti e due, il fratello era un po' più grande, morì di overdose, e la separazione dei genitori, un rapporto con il padre non proprio idilliaco, e quindi insomma questa fragilità che poi da un certo punto di vista veniva compensata o dal canto suo mascherata con questa sua estrema vitalità, diciamo così, nello sport motoristico, nel dedicarsi ai motori, quasi a livello estremo. I motori, la passione di Keber, al punto che aveva trasformato una parte della sua abitazione in officina dove lavorava come meccanico, sebbene completamente abusivo.
E questa alle mie spalle, a San Bruson di Dolo, la casa officina dove Dino Keber, il femminicida, abitava, viveva e lavorava. Una casa officina gestita in modo completamente illegale, era infatti sprovvisto di qualsiasi tipo di autorizzazione. Una vita condotta al limite, questa dell'assassino, nel cortocircuito comunicativo tra istituzioni sanitarie e quelle preposte alla sicurezza. Così il sindaco di Dolo, che fa anche un mea culpa. Ritengo che ora le indagini e gli approfondimenti siano fondamentali, ecco, per capire quale cortocircuito, come lei ha detto, se c'è, se esiste, perché sia avvenuto. Ecco, di fondo però c'è qui un carico appunto di responsabilità e di anche indifferenza che deve essere colmato attraverso, lo ripeto anche a me stesso, un ruolo educativo. Così tutto quello che vi abbiamo dovuto dar conto con le ultime novità, il profilo dell'assassino, sull'assassinio di Tania Terrin. Adesso andiamo sulla scena di un altro gravissimo episodio di violenza. Un'ultima ora è successo questa notte a Caorle. Una adolescente, pare una tredicenne o una dodicenne, è stata stuprata da un gruppo di nordafricani. Andiamo in diretta da Anna Maria Parisi con Edoardo Paris per la parte tecnica. A te, Anna Maria. Buongiorno direttore, la piccola comunità balneare turistica di Duna Verde di Caorle, dove ci troviamo noi questa mattina, si è risvegliata letteralmente sotto shock con la notizia che hai appena dato tu, ovvero la presunta violenza sessuale ai danni di questa minorenne, una ragazzina tra i 13 e i 14 anni, un'età che ancora non è stata confermata dagli inquirenti, ma si tratta di una minorenne di origine, una italiana, che sarebbe stata violentata all'interno di uno degli ascensori dei palazzi che adesso Edoardo sta inquadrando. Il condizionale è d'obbligo perché la ragazzina, secondo le fonti investigative, si è risvegliata in piena notte in stato confusionale con un vuoto di memoria di oltre un'ora e si è risvegliata vestita soltanto degli slip. Poco prima aveva incontrato questi tre nordafricani, tre ragazzi di origine magrebina, e pare che avessero consumato insieme una bevanda, appunto non si esclude all'interno di uno di questi appartamenti, quindi la ragazzina avrebbe perso conoscenza, si sarebbe trovata in stato confusionale e qui sarebbe avvenuta la violenza. Si è risvegliata poi dietro una delle panchine del centro storico, come detto, completamente svestita e vestita soltanto dei suoi slip. Subito sul posto i carabinieri chiamati per i soccorsi, con la ragazzina nel frattempo che è stata portata con un'ambulanza presso l'ospedale per gli accertamenti di rito. In questo caso, come noto, scatta il previsto protocollo sanitario per gli accertamenti. Ora non resta che capire la posizione dei tre fermati, che sarebbero dipendenti di un campeggio molto noto qui a Duna Verde. Incaricati delle indagini gli agenti della Polizia Municipale di Caorle, sebbene inizialmente siano intervenuti i carabinieri. Per maggiori dettagli, direttore, naturalmente questa sera con il TG delle 19. Tutto, linea a te. Grazie Motte, grazie Anna Maria Parisi. È una notizia che abbiamo dato in esclusiva, non la troverete su altre testate giornalistiche. Daremo, come diceva Anna Maria Parisi, tutti i particolari questa sera. Adesso voltiamo pagina, andiamo a Vicenza, perché sono state riscontrate tracce di amianto nel materiale delle demolizioni della TAV dell'Alta
velocità in Viale Verona. L'ARPAV ha subito chiuso il cantiere. Andiamo in diretta da Daniele Garbin con il nostro operatore Simone Squarcina. A te Daniele. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Questo è Viale Verona, alle nostre spalle il cantiere della TAV della porta ovest della città che sta avanzando come era previsto. È un'operazione impattante perché sono gli ultimi edifici, un isolato proprio in corrispondenza del cavalcaferrovia verso i ferrovieri, e come anticipato il problema è che tra i materiali di demolizione, che ricordiamo sono molto impattanti perché era un edificio alto con le ruspe, le ganasce e quindi una grande sofferenza per i residenti, per la polvere, i rumori eccetera, anche l'amianto. Non a caso le immagini che state vedendo in questo momento girate da Simone Squarcina nella settimana scorsa, questo era l'isolato come si presentava circa una settimana fa, e nel giro di pochissimo tempo insomma è diventato questo ammasso di macerie e soprattutto una demolizione controllata, e per carità tutto brutto secondo anche i crismi. L'unica cosa è che i residenti che assistono e sopportano in qualche modo questo disagio che era ampiamente annunciato, però il disagio non può diventare meno leggero. Ecco che un edificio, da come sembra la ricostruzione, un muro è caduto su un edificio vicino e avrebbe fatto cadere alcune lastre della copertura di Eternit, che invece vanno trattate in modo apposito. Avendo assistito a questa scena, il residente ha segnalato l'episodio ad ARPAV, che è intervenuto, ha fatto rilievi ed effettivamente ha trovato questo materiale, quindi i residui vanno trattati in modo diverso. Subito è stata posto i sigilli, messa in sicurezza l'area, e si attende a ore un'ordinanza del sindaco proprio perché provveda, comunque dia disposizioni sul come gestire questo cantiere, che in questo momento è completamente fermo, sigillato, e la cosa appunto desta preoccupazione. Con me due residenti e due attiviste del movimento I Boschi che resistono, che già erano protagoniste per quello che era l'avanzamento della TAV, oggi con la mascherina, e avete anche capito perché, insomma, non certo per il Covid, perché la memoria riporta a quello, ma l'amianto fa paura. La signora Rossella, la signora Franca, ecco, siete con la mascherina questa mattina? Sì, siamo con la mascherina per l'amianto, perché l'amianto fa paura solo sentirlo nominare. Oltretutto sentire che non sono lastre che sono state messe a conoscenza e quindi trattate come si dovevano, ma sono state anche frantumate, e sappiamo che quanto pericoloso diventa l'amianto quando poi si rompe, viene rotto e si trasmette attraverso l'aria, quindi a maggior ragione la mascherina per quello. Senta, quanto impattante è a questo punto l'avanzata della TAV qui? È un momento storico, la città verrà rivoluzionata, però per voi e per le persone che sono qui è un calvario. Sì, è più che mai impattante. Questo diciamo è l'ultimo problema. Noi come Boschi che Resistono e altre associazioni chiediamo da tempo che vengano fatti controlli sui materiali che vengono usati, sui materiali che vengono dalle demolizioni, come poi vengono trattati e dove vanno a finire, perché l'impatto per la zona è veramente alto. Ecco, soprattutto questo abbiamo visto che è attenzionato dai residenti che si sporcano dai balconi. Anche voi siete attenti a proprio come vengono eseguiti i lavori, anche perché abbiamo capito che c'erano stati disagi per lo sfratto delle persone. Ora si tratta proprio di rimettere mano all'edilizia. Quanto impattante è per il quartiere questa operazione? Lo stiamo toccando con mano, e quello che ci preoccupa è che davanti a un materiale così conosciuto ormai, non è un'emergenza antica, non siano state prese precauzioni, non siano stati fatti dei rilievi a monte che avrebbero potuto perlomeno evitare la frantumazione, come diceva Franca, e la dispersione nell'aria, in particolare anche per chi ci lavora, oltre che per i residenti. E quindi siamo molto preoccupati, perché se neanche davanti a queste evidenze, perché anche un bambino può vedere l'Eternit e il problema dell'amianto, davanti a queste evidenze c'è questa noncuranza, non sappiamo cosa farcene delle promesse di Iricav che va tutto bene, perché
sono mesi e mesi che noi insistiamo che vengano fatte delle valutazioni sui materiali usati e soprattutto i materiali che verranno usati dopo, che possono contenere PFAS, gli acceleranti di cementificazione. Quindi se non c'è attenzione su queste cose così evidenti, dobbiamo preoccuparci. Ecco, ovviamente noi seguiremo la vicenda. Intanto ringraziamo Franca e Rosella proprio per la testimonianza e anche di quanto loro stanno facendo in questo momento, proprio di attenzione verso il quartiere, verso i cittadini. Io direi che al momento è tutto, attendiamo appunto ora questa ordinanza del sindaco. Da Vicenza è tutto, a voi la linea. Grazie molte. Daniele Garbin e Simone Squarcina. Oggi in regia ci sono Andrea Basso e Tommaso Migotte. Adesso andiamo a Padova perché c'è stato il primo morto per la West Nile. La prima vittima è un 84enne padovano. In diretta Valentina Visentin con Cristian Roque. Allende, a te Valentina. Sì, buongiorno direttore, si chiamava Lorenzo Corradin, aveva 84 anni, viveva nella frazione di Presina di Piazzola sul Brenta, è il primo morto per il virus West Nile trasmesso dalla zanzara comune. L'uomo ha cominciato a accusare il malessere intorno al 6 di agosto, quando si è svegliato con febbre altissima, dissenteria e vomito. È stato subito portato nel reparto di medicina, ricoverato nel reparto di medicina dell'ospedale di Cittadella e poi trasferito in neurologia. Le sue condizioni però si sono aggravate nel corso delle giornate ed è deceduto domenica 16 agosto. Gli esami avevano rilevato fin dai primi giorni che l'uomo era stato appunto contagiato dalla puntura di zanzara e che quindi era affetto dal virus di West Nile. Un mese fa il primo caso in provincia di Padova, ricordiamo che solo l'1-2% si risolve poi in forme molto gravi, per il 12% ci sono sintomi importanti come appunto febbre e vomito e in molti casi nemmeno ci si accorge, ma appunto quando si è in presenza di estati molto calde è più facile che le zanzare possano essere il veicolo di questo virus, virus che si trasmette appunto solo con la puntura della zanzara e non tra uomo e uomo. L'estate con il maggior numero di casi da West Nile fu l'estate del 2022, anche un'estate molto molto calda come quella che stiamo vivendo. Nel 2025 la provincia di Padova fu una delle province maggiormente interessate dai contagi che si concentrano soprattutto nel mese di luglio e di agosto. Lorenzo Corradin però quest'anno è la prima vittima non solo nel Padovano ma proprio in tutto il Veneto. Domani dovrebbero essere celebrati i funerali nella chiesa di Presina a Piazzola sul Brenta. Ma facciamo il punto della situazione West Nile e anche tutte le indicazioni e i dati forniti dal servizio di igiene dell'USL con il servizio di Chiara Gaiani e poi la linea può tornare allo studio. Febbre altissima, vomito, dissenteria. Si è presentata così l'infezione da West Nile che in poco meno di 2 settimane è costata la vita a Lorenzo Corradin, 84enne di Presina di Piazzola sul Brenta. Corradin era pensionato dopo essere stato modellista alla Belvest. L'uomo è stato ricoverato in ospedale a Cittadella, dove è arrivata la diagnosi. Ricoverato inizialmente in medicina, poi per la diagnosi di West Nile e l'aggravamento è stato portato in neurologia, dove purtroppo ha avuto un peggioramento fino all'esito di domenica sera. Il virus ha un'incubazione di 2 settimane. L'anziano era solito andare nel giardino e nell'orto della sua abitazione. Nelle ultime settimane, conferma l'ULS 6, si è registrato un aumento dei casi. In questo momento nella nostra provincia, nella provincia di Padova, abbiamo 37 casi registrati West Nile. Sono stati registrati un aumento di infezione negli ultimi 15 giorni legati anche alla situazione atmosferica, a caldo, ma anche un aumento dell'umidità e le piogge che sono avvenute. 12 casi con sintomatologia di tipo neurologico, le complicazioni più gravi che interessano di solito meno dell'1% delle persone infette, 1 su 150, i rimanenti stati febbrili. Rassicurazioni arrivano dalle autorità sanitarie. Molti casi sono fortunatamente asintomatici, in quanto la malattia solo in casi molto rari
porta a un aggravamento della patologia. Non sono necessari interventi per la disinfestazione finché non si manifestano 2 casi all'interno di un piccolo raggio, spesso nella stessa comunità o nello stesso comune. Per ora si sono registrati solo casi singoli di infezione da West Nile. Servizio di Chiara Gaiani, andiamo a Bassano del Grappa per la microcriminalità e il degrado che sono in aumento. Un rider è stato avvicinato e derubato da una coppia di malviventi che i carabinieri hanno poi denunciato e identificato, ma i cittadini lamentano ripetuti episodi di violenza da parte di bande. Andiamo da Marta Zatta. Era seduto su una di queste panchine in attesa di effettuare una consegna. Un ragazzo di 23 anni, un rider pakistano ma residente nella provincia di Treviso. Siamo nell'area verde adiacente a Piazzale Trento, a Bassano del Grappa. 2 uomini di origine nordafricana gli si sono avvicinati con la scusa di chiedergli una sigaretta, ma l'hanno derubato del borsello. La vittima se n'è accorta solo in un secondo momento e ha subito presentato denuncia ai carabinieri, che grazie alla descrizione fornita dalla vittima sono riusciti a identificare i 2 responsabili e a denunciarli. Camminando lungo la via e parlando con chi questa via la percorre tutti i giorni o chi abita nei dintorni di questa zona, ci fornisce una descrizione di una zona non sicura, tanto che un giovane che ieri sera era in un locale nei pressi di Piazzale Trento ci ha riferito che una sua amica è stata oggetto di molestie da parte di un uomo. Ecco quindi cosa ci hanno raccontato. Movimenti strani sì, ho notato movimenti strani, non eccessivamente strani. Ero fuori dal kebab, Pak Kebab che c'è là, che dopo lì c'è l'attraversamento pedonale subito dopo la discesa, e lì abbiamo trovato un soggetto in escandescenza e c'erano delle nostre amiche che non erano con noi ma abbiamo visto arrivare, che ha cominciato a importunarle, quindi ero con 2 amici, siamo dovuti fermare, aspettare che questo si calmasse, salutarlo. Sì, era un po' esagitato, quindi sì. Problemi grossi no, nel senso che secondo me noi a Bassano viviamo in una realtà molto bella, protetta, cioè se andiamo in un'altra città ci rendiamo conto che viviamo davvero nel mondo delle fate, però qualcosina, cioè io ti dico, ieri per esperienza è successo. È sempre frequentata da persone non italiane, per cui c'è un po' di tutto, adesso non so dirle la gravità della cosa, però sicuramente pochi italiani e tanti esteri. Ma e voi vi sentite al sicuro oppure no? No, assolutamente. No, io sono stata aggredita, sì, un paio di anni fa, non proprio qua, ma sì, proprio qua a 100 metri. Sono stata spintonata da un extracomunitario e quasi finivo per terra. Quindi non si sente tranquilla? Ma no, ma era mezzogiorno, poi non era neanche sera, quindi voglio dire né di giorno né di sera, assolutamente. È una zona sicura? Insomma, ultimamente no. Come mai dice questo? Perché c'è troppo, non so spiegarmi, ecco, bisogna che sia una santinea più di ordine. Quindi lei chiede più forze dell'ordine? Sì. Io lavoro qua, quindi sono qua tutte le mattine, spesso faccio questa strada qua per andare in qualche ufficio, ma non ho mai visto forze dell'ordine, solo quelli che fanno le multe e basta. Io abito al Cabaroncello, io quello che vedo, che passo per di qua, non mi sembra che ci sia mai, però bisognerebbe vedere la sera cosa e come. Però ormai è diventato così tutto dappertutto, perché bisogna stare attenti anche in centro a Bassano. Cioè, qua magari viene qualcuno, per me sì è sicura, però non saprei. Ma le cose secondo lei sono cambiate in generale rispetto a qualche tempo fa? A me sembra che siano peggiorate. Io non mi sento sicuro da nessuna parte, né in stazione, né qua, né altri posti. Proprio ho il terrore. Secondo lei cosa bisognerebbe fare in più? Che i politici siano più severi, che diano sanzioni più pesanti e che li mandano al loro paese. Grazie a Marta Zatta. È un'alta percentuale di stranieri responsabili di molti reati contro le persone, contro il patrimonio, con i furti nelle abitazioni. C'è una polemica in corso anche a livello politico dopo i fatti di Ceuta, l'assalto all'exclave di
della Spagna in Marocco da parte di migliaia di migranti, la chiusura delle frontiere da parte del nostro governo che continua a mantenerle chiuse per evitare infiltrazioni pericolose, ma non c'è dubbio che i migranti continuano ad arrivare anche dalla frontiera tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Sentiamo il servizio della nostra redazione di Trieste, Marco Stabile. Forte aumento di arrivi di migranti nella vicina Slovenia dall'inizio dell'anno. La Polizia della vicina Repubblica ha registrato 17.121 casi di attraversamento irregolare delle frontiere nei primi 7 mesi dell'anno, con un aumento del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. Per quanto riguarda gli arrivi, in testa ci sono cittadini del Bangladesh con 3.028 casi, seguiti da quelli di Afghanistan 2.186, Egitto 1.903 e Sudan 1.794. Si è registrato un notevole incremento nel numero di cittadini sudanesi intercettati, passati da soli 11 nei primi 7 mesi dello scorso anno ai quasi 1.800 di quest'anno. Il numero di casi che coinvolgono cittadini del Bangladesh è più che raddoppiato, mentre gli arrivi irregolari dal Pakistan sono quasi raddoppiati. Il Dipartimento di Polizia di Novo Mesto, che copre un'ampia sezione del confine con la Croazia, ha gestito quasi 3/4 di tutti gli attraversamenti irregolari del confine, 12.810. Così Marco Stabile della nostra redazione di Trieste. Intanto purtroppo sono ancora gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, che è stato ricoverato in terapia intensiva a Barcellona dopo una violenta aggressione. Proseguono le indagini, al vaglio le telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso l'intera scena. Sentiamo. Le condizioni di Nicola rimangono comunque stabili, non ci sono state evoluzioni di nessun tipo, però mi preme dire che ho sentito questa mattina i genitori di Nicola, mia sorella e mio cognato, che chiedono di smorzare un pochino i toni, non soltanto per preservare appunto questo momento di ansia e di attesa che tiene ferme le nostre famiglie, ma anche per preservare gli amici di Nicola che comunque, anche se sono tornati sulle loro gambe a casa, hanno vissuto un trauma, e quindi anche per proteggere loro che devono rielaborare questo evento grave che hanno vissuto sulla loro pelle. Condizioni stabili ma una battaglia ancora tutta da affrontare. Anita Pellizzari, assessore di San Zenone degli Ezzelini, ma prima di tutto zia di Nicola Maggiotto, nonché sorella di mamma Nicoletta, ci aggiorna così sulle condizioni del 21enne di Asolo ricoverato in terapia intensiva a Barcellona dopo la violenta aggressione all'esterno del locale spagnolo CC Club. Il giovane è tuttora in coma farmacologico, sottoposto a terapie per la riduzione di lesioni a causa del grave trauma cranico riportato durante il pestaggio per mano, secondo le prime ricostruzioni, di una quindicina di giovani di seconda generazione. Mamma e papà sempre al suo fianco non lo mollano un secondo, nella speranza che si risveglia il più presto. Nelle prossime ore lo raggiungerà anche il fratello 26enne Denis. L'intera famiglia è riunita per dare il massimo supporto a Nicola e vederlo finalmente riaprire gli occhi. Proseguono intanto le indagini per risalire all'identità degli aggressori e per capire cosa li abbia portati a una tale brutalità. Gli amici raccontano di un cambio di atteggiamento del gruppo dopo averli sentiti parlare italiano, ma non ci sono al momento certezze sulle ragioni della violenza. Nel frattempo, un'ondata di affetto e supporto sta raggiungendo a distanza la famiglia Maggiotto in queste ore di grande attesa e speranza. Ci tengono inoltre a ringraziare tutti quanti quelli che si sono spesi dalle autorità, il sindaco di Asolo e anche il mio sindaco a cui mi sono rivolta subito, per cercare di aiutarci in qualsiasi modo possibile. Sono in costante contatto con il consolato italiano, stanno ricevendo aiuto anche e soprattutto dal reparto infermieristico dell'ospedale, che li ha aiutati a trovare un alloggio, e appunto sono in costante contatto con l'ambasciata. Per quanto riguarda invece le indagini sono in corso e di conseguenza non ci sono aggiornamenti, dobbiamo lasciare che la tensione cali un pochino per riuscire a concentrarci su quelle che sono le cose importanti. Prima di tutto che Nicola torni a casa presto e soprattutto che la giustizia insomma faccia il suo corso.
E questa sera alle 20 al campo del Rugby Club di Asolo l'appuntamento con la fiaccolata per portare speranza e supporto alla vittima di questa aggressione. L'ho visto crescere qui, era piccolissimo, mi emoziona. Veniva chiamato Svizzeretto. E come mai? Perché il papà è nato in Svizzera, okay. E il papà lo chiamava svizzero e Nicola. E Nicola viene chiamato Svizzeretto. La voce rotta, gli occhi gonfi di lacrime nel pensare a cosa sia successo al suo Svizzeretto, come simpaticamente chiama Nicola Maggiotto, il 21enne brutalmente picchiato all'esterno di un locale a Barcellona. Federico, che Nicola l'ha visto crescere assieme al fratello Dennis tra i campi dell'Asolo Rugby Club, non riesce a credere a quanto successo. L'unico pensiero è che ora si risveglia al più presto. Nicola ha fatto parte della società fin da piccolo, poi lo stop a causa della pandemia, ma di recente aveva ripreso qualche allenamento con gli amici con i quali è andato in viaggio a Barcellona, una vera e propria parte integrante di questa realtà sportiva, che in un momento di così grande apprensione ha deciso di riunirsi nelle prossime ore con una fiaccolata. Speriamo che torni presto. L'abbiamo visto qui a luglio, che abbiamo fatto un torneo di touch, era qui presente, abbiamo giocato anche assieme durante gli allenamenti qualche sera e niente. Sotto il sole cocente di mezzogiorno, Federico si è per questo preso la briga di tagliare l'erba nel campo di rugby dove si svolgerà il momento di raccoglimento. Tutto deve essere perfetto, come Nicola merita. Sono attesi tantissimi amici, compagni di rugby e tutti coloro che lo stanno aspettando a casa a braccia aperte. Servizio di Marta Zatta, adesso andiamo in diretta a Pordenone per la tragedia di un detenuto egiziano che ha dato fuoco al materasso nella sua cella ed ha perso la vita. Andiamo in diretta da Esmeralda Dalla Longa, a te Esmeralda. A te Esmeralda. Grazie direttore, buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo in questo momento davanti al Tribunale di Pordenone per un importante aggiornamento in seguito della tragica morte del detenuto 19enne avvenuta nella serata di lunedì poco prima delle 23. Ricordiamo, come diceva giustamente il direttore, ha dato fuoco a un materasso della sua cella ed è rimasto intossicato. L'aggiornamento principale è che sul fronte giudiziario la procura di Pordenone ha ufficialmente aperto un fascicolo di indagine. Infatti i magistrati guidati dal procuratore Pietro Montrone e il sostituto Enrico Pezzi stanno valutando l'esecuzione dell'autopsia sul corpo della vittima causata per confermare il decesso causato dall'inalazione di monossido di carbonio. La cella numero 11, che era la sua, quella teatro del rogo, è stata posta sotto sequestro penale proprio dal PM Pezzi in seguito a un sopralluogo avvenuto sul posto con la polizia penitenziaria e anche gli altri compagni che erano in cella della vittima, poiché l'esatta dinamica dell'accaduto è avvenuta all'interno del bagno, perché il detenuto, dopo aver dato fuoco al materasso della sua cella, si è barricato in bagno chiudendo la porta. Sul posto tempestivamente erano arrivati i pompieri e la polizia penitenziaria, che sono riusciti a salvare gli altri 3 detenuti che si trovavano con lui in cella. Per il ragazzo che era stato portato al pronto soccorso purtroppo non c'era stato nulla da fare, poiché è morto per troppo fumo inalato. Una tragedia che ha toccato tutta la comunità pordenonese da vicino, a partire dagli avvocati, dall'avvocata del ragazzo Sonia Pasca, raggiunta telefonicamente dalla nostra emittente, che l'ha descritto come un ragazzo a cui era molto legata, sebbene fosse comunque un ragazzo problematico. Era in Italia dal 2016 e non era la prima volta che veniva arrestato. Ricordiamo, era noto alle forze dell'ordine poiché era stato arrestato recentemente, poche settimane fa, a seguito di una rissa. Il ragazzo poi è stato
un argomento che ha toccato anche i cittadini e i proprietari dei negozi vicino al carcere, che ci hanno confermato ai microfoni che hanno sentito i detenuti urlare, rumori di tazzine rompersi provenienti dal carcere e grida di aiuto provenienti dagli stessi detenuti. Quindi una vicenda tragica che ha toccato veramente tutti da vicino. Abbiamo sentito anche, raggiunto telefonicamente, il sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria, in particolare per il Friuli Venezia Giulia Giovanni Altomare, che ha confermato la problematica presente da tempo nel carcere di Pordenone, che è il sovraffollamento di detenuti, che comunque va attenzionato. E una tragedia che, come dicevo, ha toccato tutti da vicino. Al momento la Procura ha aperto un'indagine e questo è l'aggiornamento principale. Per il momento da Pordenone è tutto, ricedo la linea allo studio, grazie. Grazie molte Esmeralda Dallalonga, in diretta da Pordenone. Vediamo adesso una tragedia in montagna, una donna di 65 anni che è morta davanti al marito, abitava a Limena nel Padovano, stava facendo una escursione sul monte Agnier con il coniuge ed un'amica, Valentina Visentin. Testimoni impotenti della tragedia l'hanno vista precipitare all'improvviso mentre stavano scendendo dopo aver affrontato un sentiero ad alta quota nella zona dell'Agordino. Maria Cristina Dalla Libera, 65 anni, è morta cadendo in montagna davanti agli occhi del marito e di un'amica. Sono stati loro a dare l'allarme al 118 ieri pomeriggio. La donna era capofila del gruppo, stavano scendendo il sentiero dalla via normale al Monte Agnier nel gruppo delle Pale di San Martino quando è scivolata sparendo nel canale roccioso sottostante. L'elicottero Falco 2 del soccorso alpino è intervenuto individuando l'uomo che nel frattempo aveva raggiunto la moglie. La donna è stata subito recuperata dall'eliambulanza e portata al rifugio Scarpa, dove i sanitari hanno tentato inutilmente di rianimarla. Il medico legale, dopo aver constatato il decesso, ha informato la procura, ma al momento non sono stati aperti fascicoli di indagine. L'elicottero è poi tornato in quota a riprendere il marito e l'amica rimasta ferma sul sentiero, issandoli a bordo con un verricello di 40 metri. La salma di Maria Cristina Dalla Libera in queste ore sta tornando a Limena, dove verranno organizzati i funerali. Il sindaco Stefano Tonazzo ha espresso il cordoglio dell'intera comunità. La donna faceva parte del gruppo CAI di Padova. Valentina Visentin, vediamo una notizia pubblicata poco fa sulla prima pagina dell'Arena di Verona. È successo a Mozzecane, nel Veronese, uno scontro tra una moto e un'autobotte gravissimo. Un motociclista di 58 anni, è una vera e propria strage sulle strade del Veneto. E a Casier è morto Michele Chiodetto, 56 anni, mentre era in passeggiata sulla ciclopedonale alle porte della città. Parole se ne sono veramente poche quando si sente che succede queste cose. Un abbraccio alla famiglia, perché credo che sia impossibile a crederci, e per la comunità è una perdita veramente immensa. Una comunità sotto shock, quella di Casier, che trova fatica le parole da dire. Michele Chiodetto, 56 anni, responsabile qualità alla Cadel di Santa Lucia di Piave, era uno dei figli più attivi e generosi del paese. Lascia la moglie e 2 figli, oltre ad un gruppo di amici e compaesani che lo ricorderà per sempre. Era collaborativo, gentile, buono, ma non perché è il caso che lo fa dire, ma proprio perché ci sentivamo veramente uniti per fare sempre qualcosa per la comunità, perché anche lui ci credeva ed eravamo veramente quasi settimana per settimana che ci sentivamo per tutto, insomma. Una passeggiata mattutina verso le 7:30 per godere del primo fresco a pochi metri da casa gli è costata la vita per un malore. L'uomo avrebbe accusato un dolore al petto prima di accasciarsi su una panchina della ciclopedonale che stava percorrendo a piedi. Non aveva cellulare né documenti, subito alcuni passanti hanno chiamato l'ambulanza, ma quando è arrivata per l'uomo era già troppo tardi. I carabinieri si sono fatti poi indicare le generalità da una passante che si recava al lavoro e lo ha riconosciuto. Collaborava con la parrocchia e con la Proloco, di cui era tesoriere, stava organizzando altre iniziative ed era sempre il primo a non mollare mai e incoraggiare i suoi amici. È una persona sempre positiva, sempre che ti diceva dai, ti do una mano, sempre
felice, sempre col sorriso sulla bocca, una persona direi splendida. E non ho parole per descrivere questa mancanza, è una persona che mi ha sempre aiutato, mi ha sempre dato una mano, mi ha detto dai che facciamo, non si è mai tirato indietro per niente. Una morte inspiegabile. Michele Chiodetto stava bene, la sera precedente era stato con amici in compagnia, nulla che facesse presagire la tragedia. Ora resta di lui il ricordo, l'esempio che ha dato, ma soprattutto la sua gioia. Il suo sorriso, la sua forza in ogni cosa che faceva, perché oltre alla famiglia e al lavoro si dedicava pienamente al volontariato, e il volontariato perde una persona grandissima secondo me per il territorio sia di Casiar che di Dosson. Era sempre in compagnia, sempre alle porte di casa sua erano sempre aperte a tutti, agli amici, a chi gli voleva bene. Questo è Michele. Michele resterà sempre nei nostri cuori. Andiamo nel Bellunese per una tragedia sfiorata, un dodicenne che è stato travolto da un masso instabile che lo ha fatto ruzzolare una quindicina di metri sotto il sentiero. È avvenuto sulla Forcella Camosci. Il ragazzino di nazionalità tedesca stava camminando assieme ai genitori e alla sorellina più piccola quando è stato colpito dal masso. In zona non c'è copertura telefonica, impossibile chiedere aiuto, così la madre si è precipitata a Rifugio Berti per dare l'allarme. In attesa dell'arrivo dell'elicottero del SUEM, il gestore ha raggiunto il giovane che cadendo si è procurato probabili contusioni e un trauma al volto. Sul posto l'elicottero Falco ha calato con vericello un'equipe medica e un tecnico di risoccorso per le prime cure al ragazzino, poi imbarellato e caricato a bordo assieme alla mamma. L'ambulanza è quindi volata all'ospedale di Treviso, mentre il papà e la sorellina sono rientrati a piedi assieme al gestore del rifugio. Per 2 anni un sedicenne della provincia di Padova non potrà avvicinarsi a negozi locali di un centro commerciale di Castelfranco Veneto. Il provvedimento è stato disposto dalla questura di Treviso per minaccia aggravata, ricettazione, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Divieto di accesso a negozi e locali di un centro commerciale di Castelfranco Veneto per un periodo di 2 anni. È il provvedimento che su proposta dell'Arma dei Carabinieri il questore di Treviso ha disposto nei confronti di un giovane di appena 16 anni, residente in provincia di Padova, accusato dei reati di minaccia aggravata, ricettazione, detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. I fatti risalgono al 27 aprile, quando i carabinieri erano dovuti intervenire al centro commerciale di Castelfranco perché un ragazzo, anche lui minorenne, era appena stato minacciato da un conoscente con un'arma nascosta sotto la felpa, arma che poi in realtà si era rivelato un bastone telescopico in plastica lungo 23 centimetri e mezzo. Rintracciato il giovane, i carabinieri gli sequestravano, oltre al bastone telescopico, un bilancino a forma di chiave di autovettura, un involucro di plastica con dentro circa 20 grammi di hashish e un iPhone verosimilmente oggetto di furto. Dopo la segnalazione all'autorità giudiziaria e al termine dell'istruttoria della divisione Polizia Anticrimine, il questore ha quindi adottato il provvedimento che impone al ragazzo il divieto di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici annessi al centro commerciale teatro dell'episodio. Abbiamo parlato in apertura dell'omicidio, il femminicidio di Tania Terrin. Non c'era braccialetto elettronico sul killer, questa è diciamo un'altra questione al centro del dibattito sui codici rossi, e invece ha violato il divieto di avvicinamento nonostante il braccialetto elettronico un 27enne che è stato arrestato dai carabinieri dopo aver frequentato un bar della sua ex. A lanciare l'allarme una 47enne. Vediamo. È entrato nel bar che lei abitualmente frequentava, probabilmente con la speranza di vederla. Lui, 27 anni, trevigiano, aveva però il divieto di avvicinarsi all'ex fidanzata di 49 anni. Così per lui è scattato l'arresto. Ad allertare i carabinieri proprio la donna che lo ha visto entrare nel locale. Il giovane ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri di Treviso in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto di fronte al giudice. Per lui è stata disposta la misura dell'obbligo di firma. La coppia era stata
stata insieme qualche tempo e la fine della relazione aveva innescato diversi litigi. Lui non voleva saperne di chiudere la storia. Così è scattata la denuncia da parte della 49enne. Il giovane, sottoposto alla misura con applicazione del braccialetto elettronico, aveva il divieto di avvicinarsi alla persona offesa, misura disposta dal GIP del Tribunale di Treviso nell'ambito di un procedimento riconducibile al cosiddetto codice rosso. Ma evidentemente il 27enne, nonostante i dispositivi ed i provvedimenti, è entrato nel bar dove lei era presente. Ricevuta la segnalazione, i militari hanno rintracciato il giovane procedendo al suo arresto in flagranza. Nel primo semestre di quest'anno sono arrivate al telefono rosa di Treviso numerose richieste di aiuto da parte di donne di ogni età. Siamo oltre 200 per quanto riguarda noi come centro antiviolenza telefono rosa di Treviso, siamo oltre le 200 richieste di aiuto e il trend è un po' in aumento ma relativamente costante rispetto agli anni precedenti. Quindi non è che sia un dato ottimo. Tenendo presente che questo numero riguarda solo uno dei 5 centri antiviolenza della provincia di Treviso. Sono molto alti. Consideri che i nostri accessi, noi di contatti noi li abbiamo online, al telefono, di persona, sui social, quindi purtroppo vediamo che continuiamo a non arrivare dove dovremmo arrivare. Una battaglia quotidiana per aiutare le donne, per strapparle da un pericolo fatale, per evitare tragedie come quella di Tania Terrin, uccisa dal suo ex fidanzato. Servizio di Daniela Sizia. Andiamo a Bassano del Grappa, anzi a Marostica, perché il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, è stato minacciato ed ha avuto un risarcimento statale di 15.000 euro. Vediamo. Fare il sindaco non è facile e si vede. È sempre più difficile trovare persone che vogliano mettersi in gioco per la collettività. E se a questo si aggiunge il volume di minacce, intimidazioni e insulti che chi amministra la cosa pubblica si vede rivolgere, allora la faccenda si fa sempre più complicata. Ne sa qualcosa Matteo Mozzo, sindaco di Marostica, che è stato oggetto di minacce molto pesanti per alcuni interventi legati ai lavori pubblici. Ebbene, Mozzo riceverà quasi 15.000 euro dal riparto del fondo statale per gli amministratori locali vittime di atti intimidatori o danneggiamenti connessi alla loro funzione pubblica. Quando si arriva a superare il limite poi penso sia un dispiacere anche per la società stessa, no? Perché lo diciamo, quando si attacca un'amministrazione si attaccano tutti i cittadini, abbiamo visto cosa è successo a Marsetti, quello sicuramente è il caso più grave che possa andarsi a ripercuotere. Tante volte capita che gli amministratori non abbiano neppure il tempo di segnalare o denunciare intimidazioni, minacce, frasi che vengono proferite a causa della loro attività. Eppure è importante che chi rappresenta lo Stato segnali alle forze dell'ordine tutto e subito. Noi diciamo sempre bisogna denunciare perché siamo lo Stato, però a volte si perde anche la volontà di farle le cose. Quando si critica la scelta politica è una cosa, no? Poi quando ci sono gli insulti continui, reiterati sull'operato, anche se non hanno nessun motivo, nessun legame, soltanto per aggressività, si può portare ad altro, no? Mozzo, che preferisce non divulgare la dinamica che ha portato alle minacce, ha già deciso che userà quei soldi a scopo educativo. L'idea è di investirli come progetto sulle scuole per la legalità. Ecco, la volontà è quella, poi capiremo un attimino come andare a inserirli. Una domanda sorge spontanea a questo punto: ma chi glielo fa fare? Ma diciamo che lo fa la passione, no? La voglia di mettersi in gioco per cercare di migliorare le cose. Non si riesce a accontentare tutti, sicuramente. Naturalmente bisognerebbe provare a imparare a separare quello che è la figura politica dalla persona a volte. Alcuni non ci riescono e quindi si diventa anche bersaglio delle frustrazioni delle persone. Naturalmente la vita è difficile per tutti. Sicuramente chi cerca di lavorare per gli altri, avere anche questi pensieri. Servizio di Ferdinando Garavello della nostra redazione di Bassano del Grappa. Andiamo in pubblicità e poi torniamo con i nostri registi Andrea Basso e Tommaso Migotta tra poco.
E scontro tra maggioranza e opposizione, passiamo alla politica, in Consiglio regionale per le preintese dell'autonomia che il Presidente Alberto Stefani avrebbe voluto far discutere in questi giorni, ma è intervenuto l'ufficio legale che ha detto no, prima la precedenza va alle leggi che sono state su richiesta popolare e quindi la precedenza va al fine vita. Vediamo. 3 giorni dopo Ferragosto il Consiglio regionale è già al lavoro. Sul tavolo c'è l'approvazione dei primi schemi d'intesa col governo sull'autonomia differenziata e lo scontro tra chi vede i provvedimenti al voto come una svolta epocale nella storia amministrativa del Veneto e chi invece critica e denuncia tentativi di forzatura dei regolamenti statutari da parte di una maggioranza in cerca di piantare bandierine propagandistiche per calcoli di sopravvivenza politica. Nessun desiderio di trasgredire il regolamento del Consiglio regionale, ma solo la necessità di fare veloci. I veneti aspettano già da troppo l'autonomia, dal 2017 hanno votato un referendum nel quale hanno chiesto condizioni e forme maggiori di autonomia per la Regione Veneto. Siamo arrivati a votare questi schemi di intesa, dobbiamo fare veloci, dobbiamo darli al governo più presto possibile affinché li possano trasmettere alle Camere per essere votati e diventare legge effettivamente. Ad aprire i lavori è stata la prima commissione con un voto su 2 intese. La prima riguarda previdenza complementare integrativa, protezione civile e professioni, attribuendo tra l'altro alla Regione il riconoscimento delle qualifiche e la relativa disciplina. La seconda intesa rafforza gli spazi di autonomia regionale su organizzazione e programmazione del sistema sanitario. Prossimamente le proposte saranno sottoposte alle altre commissioni consiliari. A dividere è l'arrivo del voto in Consiglio regionale. Qui, bollate da Lega e Lista Stefani come nemiche dell'autonomia, le opposizioni hanno ricorso contro la calendarizzazione urgente del voto. E alla fine avevamo ragione noi. Il servizio legislativo della Regione ha confermato che il progetto di legge sull'autonomia non aveva i caratteri di urgenza per poter essere inserito all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio regionale prima del progetto di legge del fine vita. E abbiamo quindi fatto un doppio servizio sia alla legittimità dell'iter del progetto di legge sull'autonomia sia al fatto che venga approvato nel tempo più veloce possibile il progetto di legge sul fine vita. Così il capogruppo del PD in Consiglio regionale Giovanni Manildo, ma la polemica continua perché la precedenza sarà data al disegno di legge di iniziativa popolare sul fine vita. Ne abbiamo parlato ieri sera a Focus e Matteo Pressi, consigliere regionale della Lega, sostiene che è un tentativo del centro-sinistra appunto di frenare l'autonomia. Sentiamo cosa ha detto. Il tema è ancora più pratico. Dal momento in cui il Consiglio regionale approva le preintese, scatta il termine previsto dalla legge Calderoli sull'autonomia di 45 giorni entro il quale il Consiglio dei Ministri deve a sua volta deliberare. Si sottoscrive poi l'intesa che va in Parlamento per il via libera definitivo. Prima noi deliberiamo in Consiglio regionale, prima inizia questo termine di 45 giorni per la delibera del Consiglio dei Ministri. Quindi stare fermi non è gratis. Si porta avanti il termine entro il quale lo Stato può darci la risposta. Poi tenete presente che se nel frattempo le altre regioni che si stanno muovendo, Piemonte, Lombardia, vanno avanti, ovviamente il governo continua a lavorare con quelle e nel frattempo noi siamo lì che ci rimpalliamo le carte in Consiglio regionale. Allora, il tema fondamentale, a parte che io non ho capito il senso politico della scelta che ha fatto il centro-sinistra. Uno, perché al lato pratico non ha prodotto nessun effetto, molto semplicemente, devo dire, creando forse qualche problema al centro-sinistra, perché oggi in Consiglio regionale, riaperto prima delle ferie, noi eravamo presenti, nel centro-sinistra c'erano diversi assenti che erano ancora in vacanza, comunque abbiamo detto va bene, nessun problema, si accorciano le vacanze, cominciamo a lavorare prima e così comunque arriviamo alla scadenza che ci eravamo dati per mandare le carte a Roma e avere appunto la risposta entro i 45 giorni. È poco più che un dispetto, il problema è, ancora una volta da veneti sbagliato, fare dispetti di carattere politico su questioni che in realtà non dovrebbero riguardare schermaglie politiche, ma siccome si sta facendo l'interesse del Veneto e della nostra regione, io sinceramente su questioni come l'autonomia, se c'è da fare un dibattito di carattere politico, ben venga. Ognuno è libero di dire che la riforma così come è impostata non funziona, si può criticare sotto tantissimi profili e si può anche rispondere, ma ridursi a fare i dispetti di chiamare gli avvocati
per dire ma sì, ma non oggi, fra 4 giorni. Cioè, su una riforma che insomma una certa portata ce l'avrebbe anche, una certa importanza politica. Allora così Matteo Pressi in difesa dell'autonomia, vediamo a Bassano e Grappa e in questo caso il travaglio all'interno del centrodestra tra il sindaco Nicola Finco e Fratelli d'Italia. Sentiamo. Amici sì, alleati pure, ma alla pari. E se Nicola Finco è sindaco di Bassano lo deve anche ai voti di Fratelli d'Italia. Non fa giri di parole il segretario cittadino del partito di Giorgia Meloni, che intende ricordare a Finco e agli alleati di governo come si è giunti alla vittoria su Roberto Campagnolo. La presa di posizione arriva in un momento estremamente delicato dei rapporti fra la Lega e i compagni di viaggio del centrodestra. Il sindaco Nicola Finco è sindaco grazie e soprattutto a Fratelli d'Italia, nonostante il fatto che Fratelli d'Italia, ma come altre forze che oggi fanno parte della maggioranza, vedi impegno per Bassano, nonostante il fatto che ognuno di noi ha proposto un proprio candidato sindaco e ovviamente una propria proposta. Fratelli d'Italia quindi mette sul tavolo un rinnovo del patto, ma con un maggior coinvolgimento nelle scelte strategiche. Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il gruppo di Fratelli d'Italia, non c'è assolutamente nessun essere a priori contro qualcuno, anzi quello che noi chiediamo è un coinvolgimento. C'è poi un argomento che scalda tutti, ma proprio tutti. Riguarda Elena Pavan, ex sindaca di Bassano, attualmente esponente di spicco di Fratelli d'Italia e fuori dalle riunioni di maggioranza. I partiti che sostengono Finco hanno ribadito che la Pavan non entrerà in maggioranza, ma sul punto i meloniani non sono disposti a trattare. È inutile ribadire che Elena Pavan è un componente di Fratelli d'Italia e nessuno può permettersi di dire se può o meno partecipare, se può o meno parlare. Questa è una situazione che assolutamente non va bene dal punto di vista politico, sicuramente ci sono anche altre motivazioni. E così a Bassano e Grappa andiamo a Vicenza, dove il deputato vicentino Silvio Giovine, vice coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, attacca quello che chiama l'inciucio Possamai Finco in un inedito patto PD-Lega per la Casa dei Comuni in provincia. Ivano Tolettini. Grande inciucio che si prospetta in provincia, segnaliamo peraltro che in tutta la regione, in tutte le altre province si sono confrontati alla luce del sole centrodestra e centrosinistra, come è giusto che sia. A Vicenza pare che la panacea di tutti i mali sia diventata questa sorta di grande casa dei comuni. Il deputato vicentino Silvio Giovine, vice coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, attacca l'asse tra il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e quello di Bassano Nicola Finco in un inedito patto tra PD e Lega che ha raccolto il favore di 85 comuni su 112 in vista del rinnovo del Consiglio e della presidenza della provincia tra l'autunno e la primavera prossimi. Questo patto, che non ha nulla a che fare con la Casa dei Comuni che avevano portato avanti Variati e Rucco quando sembrava che le province dovessero essere dismesse nel giro di poche settimane. Oggi invece sappiamo che c'è un governo che sta lavorando a restituire ai cittadini la possibilità di eleggere i propri rappresentanti anche in un ente importante come la provincia, dove comunque vengono governate delle deleghe molto importanti per il territorio. È che probabilmente quando ci sono delle elezioni di secondo livello, quando non votano i cittadini ma votano altre persone, probabilmente sia per il sindaco di Bassano che per il sindaco di Vicenza è più semplice ragionare a tavolino su quelli che possono essere degli accordi trasversali. Noi continueremo a essere al fianco degli amministratori, degli eletti, dei consiglieri comunali, di tutti i sindaci, per fare in modo che non ci siano dei compromessi da ottenere, ma si pensi sempre positivamente al governo virtuoso del nostro territorio. Stiamo ancora sulla politica, le elezioni del presidente della provincia di Padova. Si andrà al voto martedì 15 settembre. Per presentare le candidature c'è tempo fino al 26 agosto. Chiara Gaiani.
Il conto alla rovescia è iniziato. Se la data infatti delle elezioni del presidente della provincia di Padova era nota, martedì 15 settembre dalle 8 alle 21, è con l'atto formale firmato alla vigilia di Ferragosto dal responsabile dell'ufficio elettorale provinciale Franco Nicastro che viene definito il corpo elettorale e la data di presentazione delle candidature. Partiamo da qui. Le candidature a presidente si potranno presentare in piazza Bardella il 25 agosto dalle 8 alle 20 e il 26 agosto dalle 8 a mezzogiorno. Le segreterie dei partiti sono al lavoro con una fibrillazione che resta alta nella Lega, spaccata tra il nome uscito dal direttivo, quello del sindaco di Mestrino Marco Agostini, e quello che era il candidato in pectore, l'ex vicepresidente sindaco di San Giorgio delle Pertiche Daniele Canella. Andando agli elettori, gli aventi diritto alla data dell'11 agosto sono 1379 sindaci e consiglieri comunali. Il voto avrà un peso ponderato sulla base dei comuni di appartenenza, come evidenziato dalla tabella allegata alla determina che individua 5 fasce, dalla A alla F. Per la prima volta, dopo la riforma del Rio, oltre al seggio elettorale di Piazza Bardella a Padova, si potrà votare anche nella sottosezione 1 allestita presso la Sala Filarmonica del Comune di Campo San Piero e nella sottosezione 2 presso la Sala Consigliare del Municipio di Este. Lo scrutinio si svolgerà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e la proclamazione del successore di Sergio Giordani è attesa entro le 24 ore successive al termine dello spoglio. Sollevato un polverone, un coro diffuso di polemiche, la decisione del sindaco di Belluno di fare propria l'ordinanza che vieta accesso e balneazione al Piave, al Cordevole, al Lardo e a tutti i torrenti che ricadono sul territorio bellunese. Ragioni di sicurezza, precisa Oscar De Pellegrin, ma i cittadini sono in rivolta. Andiamo da Fabio Fioravanzi. Divieto di balneazione in comune di Belluno, sul Piave, sul Cordevole, sul Lardo, per il rischio che l'acqua può comportare, per i cambi di portata, per i fondi limacciosi, perché può essere molto fredda e può causare shock termico, perché ci possono essere dei mulinelli, quindi non si può accedere a quelli che sono i fiumi e i torrenti in comune al fine di evitare rischi. E questo è quello che ne pensa la gente. Credo che sia un divieto logico e sensato vista la situazione attuale dal punto di vista delle criticità idrogeologiche, no? Quindi comprendo magari il disappunto di alcuni che sono soliti approfittare del refrigerio che possono fornire, però mi sembra un divieto quantomeno accettabile, direi. Un po' brutto, perché comunque c'erano tanti ragazzi anche che andavano, però... Adesso c'è questo divieto, un'ordinanza, cosa ne pensi? Non si può più accedere, non si può più fare il bagno, non si può più andare in acqua, non ci si può neanche avvicinare. Uno, se va è consapevole di infrangerlo, ma se va e si fa male è responsabilità sua. Lo dico perché io ho sempre fatto il bagno nei torrenti. Secondo me sia giusto che sbagliato. Vedo sempre che comunque i turisti se ne fregano di questa cosa, insomma. Quindi vedo che c'è molta speculazione, vedo che anche i controlli non ci sono, quindi vedo che è come se questa ordinanza non ci fosse, ecco. È giusto mettere le mani avanti in modo che la gente non corra rischi? Beh, questo sicuramente, anche per eventi che sono successi in passato, magari sempre collegati al fatto di farsi il bagno magari lungo un torrente, eccetera. Può essere sicuramente magari un incentivo per la sicurezza. Dispiace perché si sa che si fa, però vuol dire che dovrebbe esserci una responsabilità da parte delle autorità di fare delle zone adibite alla balneazione in tutti i torrenti, in tutti i fiumi. E tante persone ovviamente con queste temperature cercano refrigerio nei corsi d'acqua, mentre c'è in corso anche con i cambiamenti climatici un grave fenomeno di siccità con grossi problemi per l'agricoltura. Le prossime piogge in arrivo, dicono al Consorzio di Bonifica Brenta, saranno una boccata d'ossigeno per le colture.
Tra i 5 e i 22 mm di pioggia, con un deciso calo delle temperature in tutto il Padovano. Una prima boccata d'ossigeno in attesa delle nuove perturbazioni previste da giovedì ha dato un po' di refrigerio alle nostre città bollenti, così come i campi. L'emergenza siccità non è ancora finita, ma anche le colture possono fare un primo profondo respiro di sollievo. Innanzitutto un po' di fresco e un po' di umidità, di conseguenza per le piante è solo un bene. Teniamo presente che siamo verso anche alla fine della stagione irrigua, manca ancora un po' di tempo, per carità, però la stagione agraria è anticipata, di conseguenza siamo a un buon punto e ci permette anche di ragionare un po' più a mente fredda. Annata ormai giunta nel piano della maturazione, i timori vanno a quanto potrebbe accadere da giovedì. Sono previste delle altre precipitazioni, io spero solo che non ci dia il problema inverso, perché di solito quando arriva le grandi precipitazioni magari ci possono essere delle esondazioni o altro, per cui perché ormai possiamo aspettarci di tutto da questo cambiamento climatico, di conseguenza mi auguro che siano solo delle semplici piogge che servono per raffrescare e rimpinguare un po' la falda. E proprio riguardo alla falda resta la preoccupazione maggiore. Il calo è ormai evidente, da qui la necessità di interventi strutturali che facciano fronte al cambiamento climatico. La falda continua a diminuire, anche se dobbiamo tenere ben presente che nel momento, per quel che riguarda il nostro territorio del Consorzio Brenta, dove viene fatta l'irrigazione a scorrimento, la maggior parte dell'acqua viene infiltrata e va, se non altro, a mantenere costante il livello della falda. Purtroppo nel momento in cui terminiamo l'irrigazione si vede subito che continua l'abbassamento, di conseguenza questo ci deve far riflettere e ci mette anche nelle condizioni di dover pensare a delle soluzioni. E nel Bellunese si aggiunge anche la Monna ai comuni coinvolti dalle misure notturne anti-siccità adottate in provincia. Nella frazione di San Donato da domani e fino al 27 di agosto potranno verificarsi in rete cali di pressione o temporanea mancanza d'acqua ogni notte nella fascia oraria 22-6. Salgono perciò a 10 i comuni dove sono indispensabili interventi notturni per stabilizzare l'erogazione giornaliera, mentre restano 24 quelli in stato di attenzione per carenza idrica diffusa. Non aiutano, almeno per il momento, le piogge di questi giorni sporadiche e di entità tale da non portare significativi benefici in termini di accumulo e di reintegro delle riserve. E restiamo in materia di ambiente del territorio con quanto è accaduto in Cansiglio, una mattanza di lupi sul versante trevigiano del Parco del Cansiglio, sbranate 17 pecore e altrettante quelle ferite. Diversi capi dovranno essere abbattuti, sono esasperati gli allevatori che lanciano un nuovo appello alla politica. L'attacco finora ne abbiamo contate 17 morte, però ce ne sono parecchie ferite, tra cui sicuramente un 4-5 vanno abbattute, assolutamente. C'è sempre un film dell'orrore vedere tutti quei capi con le budella a penzoloni o addirittura col collo squarciato. È una mattanza con pochissimi precedenti, quella registrata sul versante trevigiano del Cansiglio, nel mirino in particolare l'azienda dell'Antonio in territorio di Fregona. Oltre ai 17 capi martoriati ce ne sono altrettanti che hanno riportato ferite, diverse le pecore destinate all'abbattimento, come racconta anche Milo Veronese, che gestisce un agriturismo vicino e storico rappresentante degli allevatori. I lupi, dice, stanno cambiando pericolosamente abitudini. Il problema è che probabilmente i cervi iniziano a scarseggiare, vuoi perché ne hanno mangiati tanti, vuoi perché il cervo non è stupido e quindi si sposta, e adesso probabilmente hanno capito che si possono attaccare animali anche più facili da predare, nel senso che non possono nemmeno scappare, sono all'interno di una recinzione e quindi, essendo il lupo un animale opportunista, chiaramente ne approfitta. Molto probabilmente qui c'era anche un bel branco, forse anche con i piccoli, e
si sono divertiti parecchio. La segnalazione ovviamente è partita alle autorità competenti, a poco è servita anche la recinzione elettrificata, ma la questione ha molteplici aspetti e tocca l'umore di chi vive e lavora nelle terre alte. C'è anche, diciamo, una parte affettiva, al di là di quello che pensa la gente, cioè noi parliamo con i nostri animali, spesso e volentieri vedere degli animali su cui contavi anche, vederli in quelle condizioni, il cuore assolutamente, insomma. Il danno poi è pure ambientale e riguarda la sopravvivenza di intere comunità. La politica deve capire che comunque in qualche maniera bisogna intervenire. Non è possibile lasciare che il lupo si espanda continuamente, perché questi fanno cuccioli tutti gli anni e quindi chiaramente il problema aumenta. Dobbiamo in qualche maniera trovare il sistema di eliminare un po' di lupi. Le leggi si fanno e si possono anche cambiare. Cioè, rischiamo con il lupo il completo abbandono della montagna da parte degli allevatori. E questo è lo stato d'animo degli allevatori in seguito alle aggressioni dei lupi. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi. Abbiamo aperto questa edizione di Focus TG con l'ennesimo femminicidio, la morte di Tania Terrin, 39 anni, uccisa a Campo Nogara dal suo ex fidanzato. Vediamo un'intervista della Nuova Venezia, un'intervista di Elena Livieri alla mamma della vittima questa mattina. Viaggiavano in un'auto con altre 2 persone tunisine. Pronte a fare valigia. Mollare il lavoro, mollare i vostri affetti, mollare le case, mollare tutto e nascondervi. Voi dovete nascondervi, perché è l'unica cosa che vi può salvare. Nessuno è riuscito. Nessuno. Le donne continuano a morire. Basta prenderli sti bastardi e metterli dentro. Fate qualcosa, non è giusto che le donne si devono nascondere. Lei ritiene che Tania non sia stata difesa abbastanza, messa in sicurezza dalle istituzioni? Tania, i carabinieri sono stati di una gentilezza unica, però gli avevano detto non aprire, non avvicinarti, ma sapevano la fragilità. Quindi tutte cadono nel tranello, perché pensano che non arriveranno mai a fargli del male. Ed è per questo che tante donne, tutte, continuano a morire, compreso mia figlia. Lei prima ha detto che Tania non riusciva in qualche modo a staccarsi da lui perché lui era troppo pesante nei suoi confronti. Lui era geloso, pesante, possessivo, nello stesso tempo dolce, nello stesso tempo presente. E Tania non è riuscita a staccarsi in nessun modo? C'era questo conflitto che andava avanti da un anno ormai a sta parte. Signor... Intervista della Nuova Venezia alla mamma di Tania Terrin, intervista di Elena Livieri. Andiamo avanti con la cronaca nera. Come al solito i furti, è durata poche centinaia di metri la fuga di 2 tunisini che hanno tentato di sottrarsi ad un controllo dei carabinieri a Carmignano gettando la droga. I 2 sono stati arrestati. Viaggiavano in un'auto con altre 2 persone, tunisini di 20 e 30 anni residenti in provincia di Vicenza, arrestati dai carabinieri a Carmignano di Brenta. Quando il veicolo alle 12:30 di domenica è stato fermato per un controllo, i 2 non hanno esitato un attimo, hanno aperto le portiere dell'auto e si sono dati alla fuga, sbarazzandosi in fretta della droga che avevano con loro. I carabinieri sono riusciti però a bloccarli e arrestarli, recuperando anche lo stupefacente, 13 grammi di cocaina già divisi in 18 dosi pronte per lo spaccio. Per i 2 tunisini è scattato l'arresto. Ai danni del trentenne anche una denuncia per danneggiamenti all'auto di servizio. Le 2 persone che erano con loro sono risultate estranee al traffico. L'arresto è stato convalidato e adesso i 2 tunisini sono stati accompagnati in carcere a Padova. E il furto a Ferragosto nella caffetteria Dolce Vita di San Giorgio in Brenta a Fontaniva, mamme e bambini che rubano, fatti gravissimi. È intollerabile il commento di Roberto Marcato e Giorgia Bedin, consiglieri regionali della Lega.
I bambini vanno mandati a scuola, non a rubare. È assolutamente inaccettabile che i genitori utilizzino i propri figli come uno scudo umano per compiere furti. La vera emergenza risiede in quegli adulti che, anziché educare, insegnano i minori a delinquere fin da piccoli, un fenomeno molto diffuso tra i nomadi. È Giorgia Bedin, consigliera regionale della Lega, a intervenire dopo il caso del furto di Ferragosto alla caffetteria Dolce Vita di San Giorgio in Brenta, a Fontaniva, razziata da un gruppo di donne e bambini che hanno arraffato bibite e profumi per un valore di circa 250 euro. Se le indagini vanno avanti, la polizia locale ha sottoposto alle titolari le immagini di una trentina di fotogrammi che riprendono veicoli compatibili con quelli usati dal gruppo. È pungente Roberto Marcato, che sui social allarga lo sguardo dopo i blitz nei campi nomadi compiuti nei giorni scorsi dalla polizia a Padova. Io mi rivolgo davvero ai nostri parlamentari, ai nostri, mi rivolgo ai ministri nostri, anche quelli, mi rivolgo al governo, mi rivolgo ai magistrati che non sono né nostri né loro per definizione, ma davvero mi volete dire che non si può risolvere tutto questo? Cioè, davvero non si possono togliere i bambini che vengono usati per fare furti? Davvero non si possono togliere quelle famiglie? Davvero non si possono chiudere i campi nomadi dove troviamo tutta la merce rubata? Davvero non si può costringere queste famiglie ad andare a lavorare? Ma davvero non si può fare? Basta, intervenite, basta, mandano i bambini a rubare, gli togliete la famiglia, questa gente va a rubare e non va a lavorare, si riprende, si chiude i campi rom e si mandano via. Cosa ci vuole per fare tutto questo? Non è possibile, non è tollerabile, basta. Così Roberto Marcato, fatti accompagnati anche da un degrado che aumenta in città e paesi. In via Napoli e a Vicenza la sicurezza a ridosso di un locale è oggetto di ripetute segnalazioni da parte dei residenti. Sentiamo Daniele Garbini. Sospese per 3 giorni attività e licenza al ristorante etnico di via Napoli. Lo ha deciso il questore a seguito dell'aggressione di un cittadino nigeriano avvenuta nel locale e costata 15 giorni di prognosi a seguito di una zuffa tra connazionali. Non è la prima volta che a ridosso di questo esercizio commerciale avvengono episodi simili. Da tempo numerose sono state le segnalazioni dei residenti. Per questo i consiglieri comunali di minoranza hanno preso posizione. Il primo provvedimento risale a settembre dell'anno scorso, non è neanche passato un anno, è già il terzo provvedimento di chiusura e quindi questo è evidente che il locale non può stare qui in zona perché rappresenta un disturbo per i cittadini ed è un locale nettamente fuori norma rispetto a quanto previsto dal regolamento commerciale del Comune di Vicenza. Assieme al collega Marco Zocca abbiamo fatto una richiesta al sindaco tramite PEC per valutare se ci sono i presupposti per arrivare comunque alla decadenza del titolo autorizzativo, visto l'ennesimo provvedimento entro un anno, come diceva il collega, ai danni di questa attività commerciale. Qui abbiamo parecchie attività, parecchie comunque persone che rispettano le regole ed è giusto che anche questi soggetti portino comunque e rispettino le regole al quartiere che ovviamente li ospita. I consiglieri hanno inoltre precisato che non si tratta di accanimento contro attività commerciali gestite da stranieri, ma di far rispettare le regole come è già avvenuto in passato in situazioni simili. Ci sono stati altri locali all'interno del centro storico che hanno subito provvedimenti da parte della nona del Comune di Vicenza con una riduzione perenne dell'orario, quindi gli è stato tolto la possibilità di tenere aperto fino a mezzanotte, l'una di notte e a oggi non posso andare oltre le 7 di sera, quindi sinceramente davanti al verificarsi più volte di queste situazioni le amministrazioni precedenti sono sempre intervenute in modo puntuale e in modo rigoroso per far rispettare le regole. Un sasso contro una vetrata del Filolo, spazio gestito dall'associazione Neve Gallica in cima al Nevegal. È successo nei giorni di Ferragosto e ora c'è una denuncia ai carabinieri. Tiziana Bolognani. Un sasso lanciato nella notte a una vetrata in frantumi è il segno lasciato da una mano ancora sconosciuta al Filolo, spazio di circa 300 metri quadrati, gestito da Neve Gallica nel piazzale del Nevegal. A scoprire il danneggiamento domenica è stato Paolo Garaboni dopo la chiusura dello spazio per Ferragosto. Il sasso era ancora ai piedi della vetrata, fra i frammenti del vetro. Il danno si aggirerebbe attorno ai 300-400 euro, ma a preoccupare soprattutto il significato del gesto. Garaboni, la cui attività è stata sovente presa di mira da malintenzionati, ha presentato denuncia ai carabinieri.
L'auspicio è che si sia trattato soltanto di vandalismo, resta però il timore di un'intimidazione, anche alla luce dell'impegno dell'Associazione per il rilancio del Colle e delle recenti iniziative contro situazioni di degrado, dalla raccolta firme per salvare il rifugio Visentin alla cura del territorio che, spiega Paolo Garaboni, non riflette quello che vogliamo. Dal 2024 Neve Gallica ha promosso una cinquantina di appuntamenti al Filò, tra incontri culturali, mostre ed eventi nell'indifferenza politica e di chi abita il territorio. Prossimamente in zona Faverghera l'associazione rimetterà in attività una vecchia ghiacciaia scoperta e sistemata per mostrare come si viveva e lavorava in alpeggio. Tra qualche settimana l'appuntamento clou per gli appassionati di corsa in montagna, un vertical da Colcanil a Malga-Toront. Nonostante l'amarezza per l'episodio che ci ha avvilito, dice Garaboni, noi non molliamo perché il nostro Nevegal merita cura e attenzione. Gli ospiti di questa sera a Focus da Gianangelo Boff, Luigi Calesso, Barbara Denardi, Morena Martini, Alberto Montagnier e Simonetta Rubinato. È tutto per oggi, grazie ai nostri registi Andrea Vasso e Tommaso Migotta. Stasera buona giornata.